Eccoci, ciao a tutti e benvenuti. E benvenuti all'incontro di oggi della rassegna Quanti Libri. E io sono Elisa Simeonato dalla Biblioteca di Castelfranco Veneto e oggi con noi c'è Davide Morosinotto che non credo abbia bisogno di presentazioni e poi Gianni Stocco della libreria Massaro. E quello di oggi è il secondo incontro della rassegna dedicato agli editori e per questo ringrazio fin da subito Gianni che ci ha proposto l'argomento di cui parleremo oggi e soprattutto ci ha permesso di conoscere anche di persona Davide. Oggi non parleremo di un editore in particolare, ma parleremo di un progetto, il progetto Book on a Tree, che è, come abbiamo scritto anche nella descrizione dell'incontro, è un'esperienza e anche probabilmente un desiderio da parte di più persone con esperienze diverse di creare nuove storie, nuovi personaggi dedicati appunto ai ragazzi. Io prima di dare la parola a Davide che ci parlerà di questo progetto, do la parola a Gianni che magari vuole salutarvi e anche magari se Gianni ha voglia di così spiegarci anche il motivo per cui ci ha proposto questo incontro. Buonasera, mi sentite bene? Sì, Sì? perfetto. Allora, intanto saluto tutte le persone che sono collegate, Davide Morosinotto, te naturalmente Elisa della Biblioteca di Castelfranco. Qual è il motivo per cui ho scelto Davide? Perché Davide Morosinotto, che abbiamo conosciuto ormai tanto tempo fa, ecco, con i nostri progetti lettura, ha una storia autorale strepitosa perché è stato premio Anderson nel 2017 con il rinomato catalogo. Prima però aveva pubblicato già tantissimi libri. Oltre a questo, adesso si dice la sua ultima fatica per quelli che parlano bene, è L'ultimo cacciatore, ve lo faccio anche vedere, ecco, perché è un libro che sto leggendo avidamente. Mi permetto, Davide, di fare questa introduzione al tuo libro, perché veramente, come al solito, tu sai muovere le corde giuste, cioè riesci a muovere le corde per far interessare i ragazzi alla lettura, e questo è uno straordinario talento che ti riconosco. I tuoi libri piacciono ai ragazzi, in verità piacciono molto anche agli adulti. Tanto è vero che insomma ormai hai una sequela di fans insomma, che ti leggono e ti seguono. Però al di là di questo, insomma, di decantare le qualità di Davide, quello che è interessante della storia di Davide è che Davide ha, insieme ad altri colleghi, dato vita ad una, chiamiamola, adesso ci dirà meglio che cos'è, io la chiamo una specie di associazione culturale, ma non è proprio così, è una contaminazione di idee che si chiama Book on a Tree. Ed è una straordinaria esperienza. Di solito, per gli autori che conosco io mi occupo anche di autori per adulti, e di solito insomma l'autore è piuttosto geloso del proprio lavoro e diciamo, non dico che ci siano delle invidie tra autori, ma insomma non c'è neanche tutto questo amore. In questo caso c'è stato un miracolo, degli autori appassionati si sono messi insieme e si stanno contaminando in maniera secondo me interessantissima, dando vita a dei percorsi, a delle opere e a dei progetti che sinceramente non ci sono mai stati prima. E quindi credo che ci sia un grosso elemento di novità in questa esperienza, che ormai poi non è un'esperienza proprio recente, ma insomma adesso vi racconterà Davide. Quindi c'è un grosso elemento di novità che sulla qual cosa vale la pena accendere un riflettori e ragionarci anche un po' sopra, perché veramente è una bellissima storia. Davide, tocca a te. Allora, buonasera a tutti, grazie intanto di avermi dato l'occasione di parlare di una delle cose che per me è tra le più importanti della mia vita, forse perché la mia vita me l'ha un po' cambiata.
la storia che vi racconto questa sera. E come tutte le storie devo partire dall'inizio, perché il modo migliore forse per farvi capire, provarci, che cos'è Buconetti è raccontarvi come è nato e come è cominciato tutto quanto. Allora, io più o meno alle scuole medie ho deciso che di tutte le cose che ci sono nel mondo a me piacevano le storie e che il mio sogno era un giorno da grande trovarmi un lavoro nelle storie. Ovviamente non avevo idea di che cosa questo significasse. Attorno ai 14 anni ho cominciato a partecipare ai primi concorsi letterari. Non ho mai vinto, nemmeno per sbaglio, anche se devo dire che ne ho partecipato a davvero tanti. Ogni tanto mi capitava di arrivare in finale tra i migliori 10, non vincere ma avere una menzione della giuria, insomma quel tanto che mi bastava per essere contento e per continuare a scrivere e a leggere. E più o meno ai tempi dell'università ho deciso, verso la fine dell'università, che era il momento di provarci sul serio, quindi ho scritto un libro e l'ho spedito a tutti gli editori italiani, cercando su internet l'elenco dalla A alla Z e ho trovato gli indirizzi, l'ho spedito a tutti quanti e il mio tasso di risposta è stato 0, cioè nessun editore mi ha risposto mai, nemmeno per dirmi è bello, è brutto, non ci è piaciuto, tranne uno che in realtà mi risponde, mi dice che ho sbagliato indirizzo, che loro non fanno libri ma lavorano nel campo dei videogame e della tecnologia, avevano bisogno di qualcuno che lavorasse con loro e se mi andava bene di fare un colloquio e provare a lavorare insieme. Io all'epoca avevo disperato bisogno di lavoro come tutti i neolaureati, gli ho detto di sì e il mio libro viene messo in un cassetto e capisco che probabilmente la vita dello scrittore non fa per me, si vede che non ci sono tagliato. Se non che qualche anno dopo, nel 2007, quando io ormai avevo 27 anni, un giorno mi chiama mio cugino. Il mio cugino fa la seconda media e mi dice che quel giorno nella sua scuola è andato uno scrittore famoso, si chiama Pierdomenico Baccalario, all'epoca aveva già venduto qualcosa come 12 milioni di copie in 30 paesi del mondo, quindi era uno scrittore importante. E mi dice: guarda, alla fine dell'incontro io sono andato da lui, gli ho chiesto l'email e adesso tu questa email la userai per mandargli un messaggio che ti cambierà la vita. Io adesso onestamente non è che ci credessi particolarmente, però mio cugino era stato simpatico, mi aveva detto, insomma, ci vuole coraggio a 12 anni ad andare da un adulto e chiedergli l'email, e quindi ho detto va bene, guarda, per farti contento lo faccio. Torno a casa, accendo il computer, egregio dottor Baccalario, eccetera, eccetera, e gli mando in allegato il mio manoscritto. Un'ora dopo Pierdomenico mi risponde, è la prima persona che mi abbia mai risposto su qualcosa che io avevo scritto. E Pierdomenico mi dice che lui sta organizzando un concorso con la Mondadori di libri per ragazzi, che secondo lui il mio libro è molto adatto, mi ha detto senti, prova e partecipa. Io lo faccio, non credendoci granché, secondo me la risposta di Pier era una cosa gentile fatta per togliermi di mezzo rapidamente, però io ero contento già che mi avesse risposto. Mando il libro al concorso, quando escono i risultati, sorpresa, per la prima volta nella mia vita ho vinto e il premio è la pubblicazione con Mondadori, che insomma sarebbe un signor esordio, quindi io faccio salti alti così di felicità. Dopodiché alla prima occasione vado a parlare con la direttrice di Mondadori dicendole guarda, pubblicate il mio primo libro, ma io ne ho 50 in testa, il secondo, il seguito l'ho anche già scritto, il terzo è già pronto e insomma ho tutto un sacco di storie che io vorrei raccontare a voi. E la direttrice mi guarda seriamente, mi dice guarda, parliamoci chiaro, a me il tuo libro non è piaciuto, assolutamente, lo devo pubblicare perché il concorso è questo e hai vinto tu, ma insomma con noi non c'è speranza di lavorare. E io ovviamente mi abbacchio immediatamente, cioè come era la mia prima occasione ed è già finita, e mi chiama Pierdomenico. E questa telefonata è stato per me il punto di svolta. Mi chiama Pierdomenico e mi dice senti, vabbè, mi dispiace che con Mondadori non sia andata, ma ci sono altre case editrici nel mondo. Ti va di lavorare insieme? E queste 4 parole, ti va di lavorare insieme? 5. Mi arrivano come una sorpresa totale, nel senso che, in che senso lavorare insieme? Siamo scrittori, ogni scrittore, no? Come vediamo nei film, se ne sta a casa sua, nella sua stanzetta, col suo computer a farsi le cose sue. E Pierdomenico mi dice, no, guarda, sì, forse si faceva così una volta, ma adesso
il mondo sta cambiando, lavorare da soli è noioso, è l'epoca della rete, con la rete si va meglio. E Pierdomenico ha anche in mente una cosa concreta da fare. C'era una società di produzione francese che faceva cartoni animati a Parigi, che aveva questa IP, Intellectual Property, cioè cartone animato, che in Francia aveva un grande successo in Europa, anche se in Italia in realtà non se lo guardava nessuno, e volevano farci dei libri. E quindi mi ha detto: andiamo a parlarci, i libri li potremmo fare noi. Prendiamo un aereo, io e questo signore che comunque avevo visto 2 volte nella mia vita, prendiamo un aereo, andiamo a Parigi, questi tizi hanno un battello sulla Senna dove loro fanno cartoni animati, ci sediamo attorno ad un tavolo con loro e cominciamo a parlare di come si potrebbe trasformare il loro cartone animato in un libro, e ci rendiamo conto che loro hanno una prospettiva, giustamente, totalmente da persone che fanno cartoni animati, quindi molto incentrata sull'estetica, sul look, sulla grafica e queste cose qui, e sono molto poco interessati alla storia. In particolare la loro storia aveva un grosso problema logico. Il cartone animato si chiamava Skyland e praticamente, cartone animato di fantascienza, la loro idea è che il pianeta Terra è esploso e sono rimaste solo delle isole che galleggiano nell'aria, un'isola tutta piena di foresta, un'isola con magari 2 o 3 case, la Torre Eiffel, visto che è un cartone animato francese ovviamente c'era l'isola della Torre Eiffel e così via. E ovviamente le avventure sono di personaggi che con degli aerei fantascientifici viaggiano da un'isola all'altra e fanno avventure e incontrano persone e risolvono misteri. E la prima domanda che io e Pierdomenico gli facciamo è: scusate, perché queste isole non cadono giù? C'è questo cielo immenso con queste cose che galleggiano, perché non cadono? Che fine ha fatto la forza di gravità? E loro ci guardano completamente perplessi e ci dicono: boh, non è importante, l'importante è che sia bello come disegno. E noi diciamo: sapete, forse in un cartone animato effettivamente ci può stare, nessuno si domanda perché le isole non cadono, ma in un libro un lettore di fantascienza è la prima domanda che si fa, e quindi noi dobbiamo trovargli una risposta. E loro dicono: sentite, a noi di quello che mettete dentro i libri alla fine ce ne interessa davvero poco, basta che ci siano, quindi pensateci voi, avete carta bianca, scrivete. Torniamo a casa, io a Bologna, Pierdomenico in quel momento lì a Verona, e cominciamo a lavorarci. Ed è stato un po', io non so come spiegarvi la sensazione, forse l'esempio più calzante è stato di entrare in una bottega rinascimentale, nel senso che c'era un maestro di bottega, che era in questo caso Pierdomenico, che mi prende proprio a bottega e mi insegna il mestiere. Nel senso che mi dice: scrivi un progetto, io glielo mando, lui lo rifà da zero e mi dice: no, guarda, vedi, così è come si fa un progetto, come l'avevi fatto tu non funzionava, e tu ti metti lì, guardi, cerchi di capire perché quello che ha fatto lui è migliore di quello che hai fatto tu. Poi allora ti dice: vabbè, adesso pensa alla trama, tu ti metti lì, ci pensi e fai il confronto, perché lui poi ti riscrive e ti dice: no, vedi, questa è una trama buona, la tua aveva dei buchi, e ne parli e cominci a lavorare in questo modo. Si aggiungono altre persone, perché ad esempio c'era tutta una questione di fisica, perché queste isole non cadono, che richiede un esperto di quegli argomenti lì, quindi andiamo a cercare uno scienziato che ci possa aiutare da quel punto di vista. E poi c'è bisogno di qualcuno che sappia conciliare tutto questo con, per esempio, l'editing e quindi la correzione formale del libro prima che venga pubblicato. Insomma, c'è bisogno di una squadra. Il progetto di Skyland viene pubblicato dal Battello a Vapore, è abbastanza un disastro come vendite, per la verità, però dopo un po' ci chiama una seconda casa di produzione di cartoni animati francesi, ci chiede se vogliamo fare altri romanzi, noi diciamo di sì. Pian pianino cominciamo a lavorare, pian pianino la squadra in cui siamo comincia a ingrandirsi. All'inizio sono 2 o 3 amici di Pierdomenico, dopodiché arrivano altri scrittori, altre scrittrici che hanno voglia di provare a lavorare insieme. Lo facciamo per un po' di tempo. Nel 2014 arriva per noi l'esigenza di fare un passaggio in più. Il passaggio in più è che fino a quel momento lì noi abbiamo lavorato con un'agenzia, ma per lo più tra di noi con strette di mano.
io ti aiuto quando tu hai bisogno, ci sono, mi è arrivata un'occasione e penso che questa occasione sia per te, insomma un sistema di amicizie e di favori e basta. Quando cominciamo a diventare troppi, comincia a diventare un po' complicata la gestione di tutto questo. E non solo, ci accorgiamo che ci sono una quantità di lavori che noi vorremmo poter fare, che non siamo in grado di fare perché ci manca una struttura. Vi faccio un esempio pratico, semplicissimo. Tutto quello che è scrittura per TV e serie TV, film e cartoni animati. Noi ci accorgiamo, capiamo, a noi piacciono le storie tutte quante in modo molto democratico. Se c'è una storia di mezzo a noi probabilmente interessa e quindi scriviamo tanti libri. I libri sono sicuramente, senza nessun dubbio, quello che gli americani chiamano core business, cioè la cosa che ci dà da mangiare, ma perché dovremmo fare solo questo? Ci sono tanti altri giochi che possono essere fatti, ci possono essere giochi, appunto, videogiochi, che poi sono il mio primo lavoro e lo sono stati per molto tempo, ci sono i film, ci sono le riviste, c'è l'editoria scolastica, ci sono molti tipi di progetti che puoi fare. Molti di questi progetti richiedono delle forze superiori a una singola persona. Vi faccio l'esempio di come si lavora una serie TV. Quando decidi di iniziare a scrivere una serie TV o una serie di cartoni animati, vi posso fare anche un esempio pratico, Topo Gigio, che è uscito per la Rai quest'estate, e i copioni li abbiamo fatti noi. Sono 52 episodi, da 20 minuti l'uno, quindi sono 52 storie, quindi una quantità enorme di materiale, che è impossibile da produrre per una persona sola, anche perché non è che hai 20 anni di tempo per pensarle queste 52 storie. I tempi di produzione di una serie sono precisissimi, molto rapidi e molto meccanici, e sono indispensabili perché gli scrittori in una serie TV sono un po' quello che dà il via a tutto, ma anche un po' la cosa più piccola di tutto il sistema, nel senso che poi il lavoro vero lo fanno quelli che disegnano, lo fanno i registi, quindi noi dobbiamo essere, insomma, i primi e dobbiamo essere rapidi, efficienti e bravi, altrimenti tutto il resto della macchina poi si inceppa e il nostro ritardo è quello che più di tutti va a incrementarsi effetto valanga sul prodotto finale. E quindi come si fa all'atto pratico? Di solito si comincia con quella che si chiama writing room, la stanza degli scrittori. Ci si trova in 4, 6, 8 persone, molto raro essere più di 10 perché si farebbe troppa confusione, quindi di solito è un nucleo piccolo. E in questa stanza si comincia a decidere come sarà la serie TV a grandi linee. In generale, decidiamo che ovviamente nella writing room di Topo Gigio ci siamo io e Pier Domenico, scrittori, c'è Giorgio, Maurizia e Davide che sono i produttori, quelli che poi gestiranno lo studio di produzione, che quindi devono avere un ruolo sia creativo che manageriale importante là dentro. Ci sono 2 registi americani che sono venuti per darci una mano con la loro esperienza di altri cartoni. Ti metti lì e cominci a decidere come sarà Topo Gigio. È un cartone che dovrà fare ridere, quindi dovrà avere un aspetto di commedia, ma non è un comico. Ci sarà, sapete, un momento tenerone, strapazzami di coccole, perché è una cifra di Topo Gigio che non può mancare, però vogliamo che sia un Topo Gigio moderno, non quello del Mago Zurlì, che ormai ha qualche anno sulle spalle. Vogliamo che abbia degli amici vicino, saranno questi, la sua amica Zoe è fatta così e così, il suo amico Bob è fatto così e così. Si decide la serie in grande stile. Si produce un documento che viene chiamato in termine tecnico la Bibbia. La Bibbia proprio perché quello che è scritto lì dovrà essere considerato con fede religiosa da tutte le squadre che verranno dopo, è il fondamento del prodotto. Si passa il lavoro ad una seconda squadra di scrittori che prende la Bibbia e comincia a dire: ok, su questa base qui dobbiamo pensare a 52 storie diverse. E quindi in una storia ci mettiamo Topo Gigio al circo, in una storia Topo Gigio che va al mare, in una storia Topo Gigio va in montagna, eccetera, eccetera, eccetera. Queste 52 storie vengono mandate a dei team diversi che ne ricevono 7, 8, 10 storie a team e devono cominciare a svilupparle. Ok, nella storia di Topo Gigio del circo, ma all'atto pratico cosa succede? Vabbè, facciamo che c'è una scimmia che gli ruba il cappello e lui lo deve ritrovare, ma poi c'è l'elefante, ma poi c'è il pagliaccio.
e così via per 52 volte. E dopodiché questi soggetti di sviluppo vengono passati ad altri scrittori che scrivono la sceneggiatura, cioè quello che poi effettivamente conterrà le battute che verranno pronunciate da qualcuno e le scene che i disegnatori disegneranno e così via. Tutto questo ovviamente con degli story editor che controllano le varie fasi, controllino che tutto vada bene, supervisionino, eccetera. Questo per darvi l'idea che si tratta di un lavoro molto complesso, che richiede molte persone e che non si può fare in amicizie strette di mano. Richiede una struttura in qualche modo e quindi noi questa struttura avevamo bisogno di darcela. Nel 2014 è nata Boccone Tree. Boccone Tree è un'azienda a tutti gli effetti che ha sede a Londra perché Pierdomenico oggi ha 6 soci, i 3 soci di maggioranza vivevano lì al momento della fondazione oggi conta 6 soci, una ventina di dipendenti, un 60-70 scrittori e scrittrici che ci girano intorno e più o meno altrettanti illustratori che lavorano insieme. Ci sono 2 cose che vanno un attimo capite. La prima è che cosa significa che si lavora insieme. Perché per quello che io vi ho raccontato per le serie televisive è una cosa che è vera e che funziona anche per i libri. È una cosa abbastanza, come dire, utopistica pensare che un libro possa essere fatto da una persona sola. Questa cosa non succede mai. I libri sono sempre, tutti i libri che voi vedete, sono sempre dei lavori di squadra. Quanta squadra e quanto lavoro in team però è una cosa variabile. Noi devo dire che l'abbiamo portato abbastanza all'estremo. Ma attenzione, non siamo un collettivo e non abbiamo niente a che vedere con un collettivo autoriale. Lavoriamo in un modo completamente diverso e per spiegarvi come funziona vi devo dire come nasce un libro di solito. Si parte dall'idea. L'idea di solito è una cosa molto il cuore di un libro di solito è una cosa molto molto semplice e che si può raccontare spesso in pochissime parole. È uno spunto, è un episodio storico, ma per esempio nel libro che vi ha mostrato Gianni prima, l'idea è semplicissima. Un gruppo di ragazzini del Pleistocene parte per andare a caccia dell'ultimo elefante. Perché la specie di elefanti che loro amano si stanno per estinguere, ma siccome nella loro tribù per diventare adulti devi partecipare ad una grande caccia, loro partono e vanno a caccia di uno di questi e succederanno un sacco di cose. Un gruppo di ragazzi va a caccia di un elefante, capite che sono davvero una manciata di parole. Non sempre l'idea giusta viene all'autore giusto. Delle volte le idee arrivano a me e però sono fatte meglio per un'altra persona e quindi ce le passiamo. Un paio di casi, un giorno Pierdomenico scopre una storia tragica di un disastro ferroviario che è avvenuto, mi pare tra le 2 guerre, ma ora portate pazienza, non vi vorrei dire una cosa inesatta. C'è questo disastro ferroviario così grave nella storia italiana che viene chiamato il Titanic su rotaie e racconta la storia di questo treno che vicino Salerno un giorno entra un treno a vapore, immaginatevi, entra in una galleria e non esce più. Quando i soccorritori vanno a vedere che cosa è successo, troveranno che tutte le persone sul treno sono morte. Non si è mai capito bene perché, probabilmente intossicazione da fumi dovuti a guasti meccanici. Comunque una tragedia terrificante. Pierdomenico è colpito da questa immagine di un treno che esce in una galleria e entra in una galleria e non ne esce più, alza il telefono, chiama Manlio Castagna, che è uno dei nostri autori, e gli dice: Manlio, questa è una storia tua. È una storia tua per 2 ottimi motivi, perché Manlio è uno scrittore di horror e perché Manlio è di Salerno e quindi quella storia lì è vicina al suo mondo, alle cose che lui già conosce. E Manlio conosceva questa storia perché le persone di quel luogo lì ne hanno sentito parlare, ma non gli era mai scattato la scintilla che effettivamente quella era una grande storia horror e ha detto: mi metto a lavorarci su. Quindi l'idea non sempre è dell'autore, a volte ti viene data. Dal momento in cui ti arriva l'idea al momento in cui tu cominci a scrivere, in realtà c'è in mezzo, tra questi 2 momenti, c'è il vero grosso lavoro nostro, che è il lavoro di studio e documentazione.
è quello che ci porta davvero via tanto tempo e tanta fatica. Nel caso del libro di Manlio bisogna studiare come funzionano i treni di quell'epoca, studiare tutte le documentazioni vere di che cosa è successo, quando, perché, cercare se ci sono testimonianze, cercare se c'è ancora qualche familiare che magari aveva il nonno o la nonna che era lì e quindi ha leggende di famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Nel caso del mio ultimo cacciatore c'è da... io che non sapevo assolutamente nulla di preistoria dovevo capire tutto del Pleistocene, degli animali che ci abitavano, di come erano le condizioni climatiche. Dovevo capire tutto di, per esempio, i miei ragazzi hanno una serie di competenze manuali estreme. Sanno intanto conoscere tutte le piante e tutti gli animali del loro mondo, ma poi sanno accendere un fuoco con i legnetti, sanno fare una corda con le erbe, sanno costruire una capanna di pelli, e se io poi voglio raccontare bene con la loro voce devo conoscere tutte queste cose qui. Come risolvi questo problema? Studiando tanto su tanti libri e facendoti aiutare. La parte di studio è un'altra delle cose in cui il lavoro di team è potentissimo. È potentissimo perché intanto ci sono molti argomenti che sono difficili da imparare davvero bene in 1 anno o 2, che è più o meno il tempo che noi abbiamo per studiare una storia. È molto meglio chiedere aiuto a chi magari è già un esperto da una vita di quegli argomenti là. Quindi, per esempio, un po' di anni fa, quando scrivevo un libro ambientato in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale, io sapevo che avrei dovuto tirar fuori tutti i modelli di armi che usava l'esercito russo e l'esercito tedesco con le loro caratteristiche. A che distanza tira un fucile da cecchino dell'esercito russo di quell'epoca lì? Da lì a lì ci arriva oppure no? Quanti chili servono per attivare una mina anti-uomo che aveva l'esercito tedesco se quella mina anti-uomo è in un terreno ghiacciato a 30 gradi sotto zero? Tutte queste cose sono molto tecniche e richiederebbero una quantità di studio enorme, e la possibilità di fare errori è ancora più grande. È molto più semplice chiedere a qualcuno che quelle cose lì le sa già. Nel nostro gruppo per affinità elettive, diciamo così, si sono radunati nel corso del tempo un tot di persone dalle competenze più disparate. E quindi, per esempio, il mio amico Cristianile è un ingegnere, è un esperto di armi antiche. Quindi io non ho dovuto mettermi a studiare le armi, che detta tra di noi poche cose mi interesserebbero di meno nella mia vita, ma gli ho semplicemente chiesto. E lui mi ha risposto in 2 secondi con tutto quello che a me serviva, risparmiandomi diversi mesi di lavoro. Delle volte ci sono dei viaggi da fare o delle attività da fare per fare documentazione che vengono molto meglio fatte insieme, se non fosse altro perché è più divertente. E quindi, per esempio, per i miei preistorici ho capito che dovevo andare da qualcuno che una capanna di pelli la sapesse costruire davvero e chiedergli: mi fai vedere? Ho parlato con Giuseppe Festa, che magari anche lui conoscete, perché nel nostro gruppo è un po' lo scrittore della natura e degli animali, e gli ho detto: Giuseppe, non è che conosci qualcuno che mi può dare una mano? E lui conosceva qualcuno, perché vicino a casa sua, sul lago di Iseo, c'è questo parco naturale dove ci sono delle archeologhe che sono archeologhe sperimentali, che studiano come si viveva nella preistoria e lo insegnano alle persone. Anche i ragazzi, se dovesse interessarvi, una volta fatto un giro da quelle parti lì, fanno dei corsi di sopravvivenza preistorica. Ho chiamato le archeologhe, abbiamo fissato un corso in cui non avrebbero avuto pubblico, ma facevano soltanto a me una lezione speciale full immersion per imparare tutte quelle cose lì. Ovviamente Giuseppe ha detto: no, vengo anch'io, che a questo punto mi serve. E Lucia Vaccarino, che è un'altra del nostro gruppo, ha detto: senti, fa sempre comodo sapere come si accende un fuoco. E quindi alla fine siamo andati in 6-7 e è stata un'esperienza intanto molto utile per me e basta, ma poi, per esempio, farla in gruppo mi ha permesso di vedere anche certe dinamiche di gruppo che io altrimenti, se fossi stato da solo, non avrei visto. Per esempio, accendere un fuoco con l'archetto e i legneti è una impresa disperata, è una cosa di una difficoltà diabolica, e nessuno di noi ci è riuscito tranne una delle nostre amiche, Rosa, che in silenzio, mentre tutti noi eravamo lì a borbottare che questa roba è truccata, è impossibile, l'uomo si sarebbe estinto da anni perché non si poteva fare, lei si è messa lì, cic cic cic, ed è spuntato il fuoco. La archeologa Elisa
ha detto: accade sempre questo. In ogni gruppo c'è una persona che, chissà perché, si capisce che è brava a fare il fuoco. E ha detto: come se noi adesso facessimo questo corso abbastanza lungo, vedreste che rapidamente ci sarebbe uno di voi che è più bravo degli altri a cacciare e uno di voi che probabilmente fa la capanna meglio degli altri. E ha detto: nel giro di un mese cominciate a specializzarvi, ognuno di voi fa sempre le stesse cose. Questo tipo di informazione è molto difficile da trovare sui libri. Si fa con la pratica e basta. Se a qualcuno di voi mai capiterà di sfogliare il libro che vi ha mostrato Gianni prima, la divisione dei lavori e i talenti, come vengono chiamati in quel libro lì, dove ogni ragazza dei miei protagonisti ha un talento o sta cercando il suo, è diventato uno degli snodi di base del libro. Se non ci fosse stato il gruppo, non saremmo andati da nessuna parte. Una volta che il materiale di studio è stato fatto, sistemato, eccetera, ognuno di noi si scrive i suoi libri. Se li scrivi in autonomia, per quello io dico che non c'entra niente con i collettivi, con i lavori fatti a 6 mani, a 8 mani, eccetera. È importante che ognuno di noi si scriva i suoi libri, anche proprio per una ragione qualitativa e culturale, nel senso che i libri sono interessanti perché sono raccontati da voci diverse. E sapete che noia sarebbe se tutti i libri fossero uguali con la stessa voce, con lo stesso stile, pure se lo stile fosse quello dello scrittore o della scrittrice più brava del mondo? E quindi ognuno si scrive il suo e questo ti garantisce che ogni libro ha un'identità e un'anima, che nei libri scritti male si possono scrivere bene e farci tutto quello che vuoi, ma se quella storia lì l'anima non ce l'ha, non gliela puoi mettere dopo. Quando il libro però è stato scritto, allora, intanto, piano, finché il libro viene scritto, capita spesso e volentieri che una persona si blocchi. Il famoso blocco dello scrittore, che quando faccio gli incontri con i ragazzi delle scuole è sempre oggetto di almeno una domanda incuriosita. Ti è mai venuto? Ti viene 2 volte a settimana, è una buona media. E il blocco dello scrittore vuol dire soltanto che tu a un certo punto stai lavorando e non sai più come va avanti quello che stai scrivendo. Perché c'è un problema a cui non avevi pensato, perché la storia che avevi in mente di colpo ha un problema logico, perché tu per cui tu avevi detto: vabbè, quando i ragazzi arriveranno in cima alla montagna la scalano, e poi quando tu arrivi sotto la montagna ti rendi conto che non c'è un motivo al mondo per scalarla, quando c'è un comodo passaggio che fa il giro intorno, ma questo ti rovina tutta la storia che avevi in mente, perché qualsiasi cosa. A quel punto lì le soluzioni che ha uno scrittore o una scrittrice sono sostanzialmente 2: o dai una testata contro un muro e speri che col bernocolo di colpo ti arrivi l'illuminazione, o chiedi aiuto a qualcuno che arriva da fuori, ma fa il tuo stesso mestiere e ti aiuta e ti dice: guarda, io potrei farvi 100.000 esempi sulle volte in cui i miei amici l'hanno fatto per me. Guarda, Ale, non so chi è l'assassino del mio libro giallo. Pier Domenico, guarda, io non ho idea del perché qui lei è arrivata lì e si rifiuta di andare avanti, eccetera, eccetera, eccetera. E loro mi aiutano. Che non scrivono una parola, però mi dicono: no, guarda, hai pensato di fare così, sai che forse così funziona, e questa cosa qui ti sblocca e vai avanti. E quindi insomma, autoaiuto. A questo punto diciamo che il nostro libro è finito. E a questo punto, quando è finita la cosiddetta stesura 1, il nostro lavoro in realtà è ben lontano da essere sistemato, perché prima di tutto voi non leggete mai la prima stesura di uno scrittore, leggete la 10ª, 11ª, 20ª, a seconda del libro, di che problemi aveva, eccetera. Non tutte le stesure successive alla prima vengono scritte dalla stessa persona che ha scritto la prima. Questo è importante, non vale solo per i libri di Buconetri, vale per tutti i libri che voi leggete, in assoluto tutti. Voi non leggete mai il libro che è lavorato da una persona sola, ma l'autore è considerato anche per legge la persona che scrive la prima bozza, ma poi le bozze sono numerose e ci sono altre persone, gli editor, che prendono quella bozza e la aggiustano, sistemano in 1000 modi. 1000 modi, 2 sono sostanzialmente. L'editor di primo livello di solito lavora con l'autore e gli dice: guarda,
il finale è lungo, noiosissimo, io taglierei le ultime 50 pagine, guarda che a metà quel personaggio lì fa una roba che non serve a niente per la storia, guarda che tu avevi cominciato con 4 protagonisti, ma poi ti sei dimenticato che erano 4 e per metà del libro sono soltanto 3, fai fuori il primo perché chiaramente non serve a niente, cioè ti aiuta strutturalmente a correggere quello che hai scritto. Il secondo editor fa invece un lavoro proprio di stile, riga per riga, parola per parola, aiutandoti a capire quali sono le pigrizie della tua lingua, come risolverle, se ci sono problemi di ritmo, se ci sono problemi stilistici, e ti aiuta a correggere il tuo libro. E finalmente il nostro libro è fatto, è pronto, e a questo punto qui c'è anche tutta la parte successiva che per noi è importante fare, ed è fare insieme, che è te lo devi vendere se vuoi che quel libro lì vada da qualche parte. Ora, nel mondo reale la vendita avviene in realtà di solito non alla fine del processo di scrittura, spesso e volentieri avviene all'inizio, cioè spesso e volentieri prima di cominciare a scrivere vai dall'editore e gli dici sto lavorando, oppure quella persona lì lavora con sta lavorando su questa storia qui, la vuoi? L'editore spesso ti chiede una prova di scrittura, un documento sul progetto, chiede di incontrare l'autore che gliela racconti a voce, eccetera. Se gli piace si impegna in vari modi, può impegnarsi solo sulla parola oppure proprio firmando un contratto e pagandoti, e tu scrivi sapendo già che il tuo libro verrà pubblicato. Altrimenti spesso e volentieri semplicemente tu scrivi il libro che vuoi tu e l'editore però magari ti ha già detto beh, quando l'hai mandato, l'hai finito, mandalo a me per primo, perché se mi piace quel libro lì è mio. Se vi devo dire anche proprio le cose in sincerità, io di solito faccio questa seconda cosa, perché a me per esempio come persona mette molta ansia avere un contratto firmato, che vuol dire anche avere un impegno di scadenza, devi consegnare quel giorno lì, e a me viene sempre da dire ok, se quel giorno lì non ho finito, e quindi io di solito preferisco scrivere tutto e poi cercare l'editore, che è il lavoro che fanno gli agenti. Noi su questa cosa qui siamo a tutti gli effetti legalmente un'agenzia, perché noi vendiamo anche agli editori le cose che facciamo, ma lo facciamo in un modo un po' particolare, perché siamo convinti che alla fine noi vendiamo storie, e noi siamo convinti che nessuna persona, meglio di chi quella storia l'ha pensata, scritta e ci ha lavorato su per anni, sia in grado di raccontartela bene. E quindi noi siamo convinti che il miglior venditore di uno scrittore sia probabilmente lo scrittore stesso. E quindi quello che noi facciamo, specialmente con i giovani, è di cercare di insegnargli e di metterli nelle condizioni di potersi autovendere. Quindi molte agenzie letterarie, come proprio presa di posizione filosofica, lavorano in opposizione all'editore. L'editore è il mio cliente, tra virgolette anche avversario, a cui per esempio io devo cercare di spuntare il contratto più favorevole, chiedergli più soldi possibili, eccetera, eccetera. Noi abbiamo cercato di fare una operazione di tipo diverso e dire alla fine editore e autore lavorano dalla stessa parte, stanno cercando di fare un libro nelle intenzioni più bello che ci sia. Quindi non sempre cercare di combattere per avere 500 euro in più è la strategia giusta. Magari la strategia giusta è cercare di fare insieme qualcosa che poi piaccia a tutti quanti. Se l'autore è in grado di partecipare a questo processo, anche proprio sedendosi al tavolo con l'editore e raccontandogli la sua storia, abbiamo vinto tutti quanti. Quindi noi facciamo anche questa parte qui. E facciamo anche il passaggio successivo, perché per essere sempre molto sinceri, il mercato italiano è piccolino. E quindi con le copie che un autore, anche un grande autore, vende in Italia non ci si può campare, sarebbe necessario fare dei lavori di tipo diverso. Invece con la vendita all'estero, per farvi un esempio molto semplice, la Germania vende praticamente uno 0 in più dell'Italia. Un libro che vende 1000 copie in Germania in Italia ne vende 1000 in Germania, 10.000 in Germania e così via. È esattamente uno 0 in più. Quindi arrivare in Germania per noi è fondamentale. È la differenza tra poterlo fare come mestiere oppure farlo come hobby a tempo perso. E quindi abbiamo con il tempo trovato delle agenti, lì sì, agenti professioniste che girano per le fiere del mondo e vanno a proporre i nostri libri all'estero. Questa è tutta la parte autoriale.
A cui si aggiungono un bel po' di altre cose, che sono la parte cinema e TV che vi ho un po' raccontato, cioè tutto quel tipo di lavoro sui nuovi media, anche molto videogame, che è una cosa che a me piace sempre tantissimo, e probabilmente anche se ci sono prof in ascolto, insomma, sapete che anche nelle vostre classi probabilmente è così. Non sempre noi ci pensiamo, però ogni volta che un ragazzo o una ragazza accende un gioco sul suo telefonino, sta anche usufruendo di una storia che qualcuno da qualche parte ha pensato e scritto. Se in ascolto, perché io non vi vedo, ci sono persone che vedono i giochi come fumo negli occhi, sappiate che oggi il mondo dei giochi è enorme, vastissimo, ed è un mezzo di comunicazione a tutti gli effetti. Come tutti i mezzi di comunicazione, c'è dentro di tutto. Ci sono dei giochi che sono dei capolavori di scrittura, e sono pronto a difendere questa affermazione davanti a tutti. Ci sono anche molti giochi brutti. Ci sono giochi che sono prodotti in casa, molto artigianali da 2 persone, ci sono giochi enormi con budget più che hollywoodiani. È un mondo intero da conoscere e noi ogni tanto ci lavoriamo. Esiste poi, così vi do un quadro completo, tutto questo settore che spesso è sottovalutato, è guardato con molta sufficienza, è invece secondo me bello e fondamentale, che è il settore dei service. Il service sono tutti i libri della, possiamo chiamarla editoria di varia, per esempio tutti i libri dei talent. Quando il campione sportivo di turno, lo youtuber, il giocatore professionista, la tiktoker pubblicano un libro, è piuttosto evidente che quello youtuber, quella tiktoker non ha scritto materialmente alcunché, per fortuna. Di solito il progetto viene affidato a qualcun altro che fa quello lì di mestiere, che scrive con il talent il libro, il calendario, la rivista, tutto quello che vi viene in mente. Questa è una parte importante del nostro lavoro. So che molte persone in ascolto probabilmente in questo momento hanno appena avuto un brivido lungo la schiena, quindi lasciatemi che provi un po' a difendervi il perché, secondo me è una cosa bella. Punto primo, quei libri esisterebbero comunque a prescindere da chi li fa. Sono dei libri che finiscono nelle mani di migliaia di ragazzi. Se voi guardate le classifiche di vendita, vedete benissimo che sono spesso top 3, top 5 delle classifiche di vendita. Tanto vale farli bene. Sono dei libri in cui l'editore spesso ha budget, proprio perché cioè, può pagare cifre interessanti, proprio perché sa che finiranno nelle parti alte delle classifiche, e quindi spesso c'è modo di farli bene. Io non so quanti di questi libri voi avete preso, anche qui ce ne sono migliaia, in queste migliaia c'è di tutto un po', e ci sono indubbiamente tantissimi di questi libri che sono brutti, così come dei libri non di youtuber ce ne sono tanti che sono brutti. Alcuni però sono fatti bene, con delle belle idee da persone che sanno fare bene il loro mestiere. Hanno anche un altro vantaggio che secondo me è fondamentale. Il lavoro del ghostwriter permette spesso a dei giovanissimi scrittori di affacciarsi a questo mondo e di avere intanto la possibilità di lavorare da subito con squadre top, proprio perché appunto c'è budget, spesso permette magari a un giovanissimo di incontrare una grande editor, un grande grafico, un grande progettista, e cominciare a vedere ai massimi livelli come si fa questo lavoro. È una palestra pazzesca. Gli permette di guadagnare qualcosa, e specialmente all'inizio vuol dire magari potersi staccare da un lavoretto che gli serve per pagare l'affitto e che però non lo farebbe crescere come autore, come autrice, e invece qui comincia a macinare parole. Il nostro è un lavoro anche fisico, come gli atleti, come i musicisti, noi dobbiamo macinare parole per diventare bravi, e quindi questa cosa qua ci serve. È un settore che per noi è molto importante e interessante. L'ultimissima, e poi lo faccio finito così chiudo, lo scouting. Io non divento più giovane ogni anno che passa, anche se mi piacerebbe, e il mondo cambia sempre, e quindi noi abbiamo deciso che una cosa fondamentale per noi è cercare di trovare autori nuovi e fare per loro quello che è stato fatto per me all'epoca, e cioè prenderli, farli crescere, insegnargli come si lavora e cercare di dare a loro una possibilità. Lo facciamo
in modo strutturato, con un evento che esiste una volta l'anno, si chiama A Caccia di Storie. L'edizione di quest'anno si è conclusa una settimana fa, viene fatta in Toscana con la collaborazione della Fondazione Collodi, quelli di Pinocchio, e con Lucca Crea, che sono gli organizzatori di Lucca Comics and Games, e con il Battello a Vapore. Ogni anno noi scegliamo tra tutti migliaia di progetti che ci arrivano 10 progetti che secondo noi sono interessanti, e prendiamo quei 10 autori e autrici e li chiudiamo per una settimana stile prigione di massima sicurezza in una bella villa in Toscana, dove gli facciamo una full immersion totale di autori, editori, editor, agenti, che raccontano tutto quello che fanno nel loro mestiere, e dopodiché iniziamo a lavorare con loro sui loro progetti per dire: questa roba qui è buona, questa insomma, hai pensato che questa roba qui è più divertente se la fai così, e che magari questa cosa qui è un po' meglio se eccetera eccetera. Ogni anno uno dei progetti viene scelto dal Battello a Vapore e viene pubblicato come romanzo, quindi uno dei 10 esordisce sempre, ma vi devo dire che finora quest'anno abbiamo appena finito la 4ª edizione. Dei 40 selezionati, circa 28, mi pare sia il numero esatto, hanno cominciato a lavorare in modo professionale nel campo dell'editoria con noi, e questo vuol dire che insomma in qualche modo il seme che è stato lanciato ha funzionato. Gianni, 3/4 d'ora così mi pare, dai, può andare. Ma sì, va benissimo. Io credo che questa sia una bellissima storia che ci racconta appunto di questi autori che sono dei cacciatori di storie, ma hanno scoperto che lavorando insieme è molto meglio, si sono strutturati, adesso avete capito, una vera e propria azienda, però con una grossissima vocazione per riuscire a essere sempre più attenti a trovare quelle storie che muovono gli interessi dei ragazzi e non solo, ecco, non è che li inseguono, cercano anche poi di trovare degli stimoli, farli diventare interessanti. I loro libri mi sorprendono sempre, dico la verità. Io spero che sia stata un'esperienza da raccontare interessante questa. Cosa dici, bibliotecaria di Castelfranco? Cosa dici? Allora, sicuramente, anche perché, come ripeto, non conoscevo il progetto, quindi davvero molto interessante. Io, se posso, ti riporto qualche domanda che vedo fatta da chi ci segue. Per esempio, Luisella chiede: per proporre idee e racconti, si può contattarvi anche attraverso il sito? Certamente sì, certamente sì. Poi, come ti dicevo, noi per evitare la confusione e perché di solito noi prendiamo le idee dall'inizio e le lavoriamo dall'inizio alla fine, noi di solito poi cerchiamo di far convogliare tutto nell'evento che ti ho appena raccontato, che è A Caccia di Storie. Però in generale sì, quello che ci mandi dal sito noi lo riceviamo, lo leggiamo, e con un po' di tempo, perché ovviamente i tempi... Ecco, sfatiamo un grande mito. C'è questo grande mito che sarà successo sicuramente a molte persone che vogliono scrivere, a me prima di tutto, che tu mandi il tuo progetto a 100 editori e non ti risponde nessuno e tu dici l'avranno buttato via. Ecco, io ero onestamente convinto che questa mole di manoscritti venisse buttata via. Non è così. Incredibilmente, magari in 3-6 mesi, che è il tempo medio, queste cose vengono tutte vagliate e lette. Il problema è che quando tu leggi una cosa che non va bene per qualche ragione, è costoso rispondere. Perché io, tra l'altro, agli inizi del nostro lavoro di scouting, io avevo anche detto: siccome è frustrante non ricevere risposta, prepariamo una bella email confezionata che dice ci dispiace ma non ci è piaciuto, e la mandiamo, così almeno una settimana, 2 settimane dopo la riceve e si mette l'anima in pace. Disastro, è stata una delle peggiori idee della mia vita, perché giustamente una persona, quando riceve un'email così, poi ti scrive: scusa, ma perché no? A me pareva tanto bella, ma poi se la cambio te la posso rispedire? Giustamente le persone vogliono un dialogo, e questo vuol dire pagare uno stipendio a qualcuno che poi faccia questa cosa qui. Dal lato degli esordienti è molto difficile, perché se tu
hai delle potenzialità, ma ti manca quello scalino che magari è anche banale e che se qualcuno ti dicesse potresti diventare professionistico, se di fronte a te hai un muro di silenzio non riesci mai a capire qual è. Per questo noi cerchiamo di convogliare tutto in un evento annuale dove abbiamo il tempo di dire ad ognuno: guarda, proviamo a far così, cambiamo strada, hai sempre pensato di scrivere per bambini piccoli, ma forse in realtà dovresti scrivere horror sanguinosi per adolescenti o viceversa, perché questo è il problema. Bene, beh, mi sembra che hai risposto anche alla domanda di Chiara, comunque domanda, una riflessione. Scrive: sarebbe bello però, alla luce di quanto hai raccontato all'inizio, che a caccia di storie rispondesse a tutti, però credo che... Siamo umani, no, guarda, ci piacerebbe tantissimo, e man mano che la nostra squadra negli anni si è ingrandita, abbiamo sempre dedicato più risorse a questa cosa qui. Quando abbiamo cominciato c'era un editor e adesso gli editor sono 3, e ovviamente più ci sono persone, più riesci anche a seguire, a rispondere, eccetera. Non abbiamo ancora un tasso di successo, sono sincero, del 100%, perché probabilmente è impossibile, nemmeno Mondadori riesce a rispondere a tutti, quindi è fisiologico, ci vuole pazienza. Beh, ti leggo un altro commento di Barbara che condivido. Beh, ti scrive: grazie per tutto questo racconto che magari toglie un po' di romanticismo all'idea stereotipata dello scrittore, ma restituisce grandissima professionalità, elemento di cui abbiamo tanto bisogno. Ma guarda, io Barbara, spero di non aver fatto male il mio lavoro in quest'oretta qua. Quello che io spero, sono serio, è di sostituire un tipo di romanticismo ad un altro. Perché il romanticismo di una persona che se ne sta sola a casa, con 1000 difficoltà a guardare un soffitto, siamo sicuri che sia davvero una roba bella? Io invece te lo sostituisco col racconto di una squadra di persone che sanno che possono contare l'una sull'altra, che sanno che quando sei in difficoltà c'è qualcuno che ti dà una mano, perché per me è così, e che sanno che si può stare insieme e che probabilmente dove io insieme non arriverei mai, se siamo in 7, in 10, in 20 forse ci arriviamo. Guarda che è un tipo di romanticismo diverso, ma io che ho provato tutte e due le cose, ti giuro che non ho dubbi su quale dei due scelgo. Poi, per sincerità, è anche una questione di carattere. Negli anni abbiamo visto che non tutte le scrittrici e gli scrittori sono disposti a giocare con noi, e questo va benissimo, per carità del cielo. Però, insomma, se uno è una persona che soffre un po' di solitudine, il nostro romanticismo, ti giuro che ti tira molto su di morale nelle giornate nebbiose di novembre, ecco. Adesso ti faccio io una domanda un po' troppo forse generale, però noi come bibliotecarie di solito facciamo delle proposte di lettura per i ragazzi da fare d'estate e ci diamo dei criteri per la scelta dei libri da proporre. Però volevo capire da te, secondo anche la vostra esperienza, cioè quali sono le caratteristiche che deve avere un libro per, come dire, essere una piacevole lettura per un ragazzo, per esempio, della fascia delle medie, che sono quelli più difficili da accontentare. Ma allora, secondo me l'ideale, e lo so che non sempre si riesce a fare, sarebbe che i ragazzi delle medie si scegliessero loro i libri che vogliono, e che fossero loro a rispondere a questa domanda invece di me che sono un signore di 40 anni. Nel senso che io penso che l'ideale sarebbe davvero poter mettere una grande offerta a disposizione dei ragazzi e dirgli: andate liberi. E spesso e volentieri i ragazzi non scelgono quello che noi ci aspetteremo da loro. Cioè, a me è capitato l'ultima volta quest'estate, ho portato mia nipote a seconda media in libreria e le ho detto: scegliti quello che vuoi, e lei ha preso l'ultimo libro di Serena Dandini, che non era nello scaffale. In una libreria per ragazzi ha trovato lo scaffale non per ragazzi e ha scelto uno di quelli. È un libro sull'Olocausto. Gli ho detto: ma Sofia, sei sicura? A me, zio, piace questo. Contenta lei, chi sono io poi per dirle che cosa fare oppure no. Detto ciò, come cappello di base,
Io penso che i ragazzi anche giustamente non abbiano tanto tempo da perdere. Specialmente a quell'età lì hai tante cose da fare, eccetera, e noi ci diciamo sempre, spesso e volentieri, purché leggano. Però la verità è che io su questo c'ho anche dei dubbi, nel senso che io non leggo volentieri un libro brutto. Perché devo leggere volentieri un libro brutto? Leggo volentieri un libro bello. Penso che lo sforzo che noi facciamo lato produzione sia di cercare di mettere a disposizione i libri più belli possibili, e il specificare che cos'è bello è molto personale finché lo fai, ed è semplicemente qualcosa che non annoia me, qualcosa che appassiona me, qualcosa che il pomeriggio mi fa dire mi metto a scrivere 3 ore invece di accendermi la televisione, andarmi a fare una passeggiata o andare a chiacchierare con gli amici. Nella speranza, però è quello che io, insomma, la mia vita si basa davvero su questo, nella speranza che se qualcosa diventa per me una passione totalitaria, in qualche modo quella passione riesca ad arrivare anche a qualcun altro. E noi cerchiamo, e su questo sono molto sincero, di fare dei libri che siano sinceri. Io penso che cosa intendo per libro sincero? Intendo che le emozioni che ci sono dentro sono vere, perché le abbiamo provate, perché sono cose che per noi sono importanti, e non sono i libri medicina cosiddetti, o i libri che sono scritti per insegnarti qualcosa. Non c'è niente di male quei libri che ti insegnano qualcosa, se sono libri di scuola o se sono saggi, ma un romanzo che ti insegna qualcosa per me è un romanzo morto, è un romanzo che prende una roba potente e importante che sono le storie e cerca di metterla al servizio di una tesi che lo scrittore c'ha. Scrittore, se c'hai una tesi, scrivi la tesi, si fa molto prima. Se vuoi mandare un messaggio, usa WhatsApp, che è ancora più rapido. Se stai scrivendo una storia, deve essere bella la storia. E dopodiché i lettori ci troveranno dentro i significati che ci vogliono trovare dentro, e che sono tutti diversi. A me, e poi trapianto, un paio di settimane fa c'è stata una ragazza a Bari che mi ha detto una cosa che a me mi ha commosso, parlando di uno dei miei romanzi che è uscito da poco, che si chiama La più grande, e mi ha detto: a me questo libro ha insegnato questa cosa. A te che cosa ha insegnato? E io mi sono commosso, perché vuol dire che lei aveva capito perfettamente che quella storia era importante per me per motivi diversi, perché io non sono lei, non sono una ragazzina, ma sono un uomo con la barba, vengo dal Veneto e non dalla Puglia, e sono in un altro momento della vita. E questa cosa qui secondo me è quello che bisogna cercare. Grazie mille. Comunque sono d'accordo che i libri che vogliono per forza insegnarti qualcosa sono dei libri morti. No, poi i saggi ovviamente li leggi apposta, Sì, perché no, voglio imparare qualcosa. intendevo sì, sì, sì. Allora, ti leggo altri 2 commenti di Isabella. Allora, beh, intanto ti ringrazio per questa testimonianza di forza Grazie. e anche generosità o vabbè, del gruppo e della contaminazione di generi. Ti chiedo una cosa: come si concilia il proprio stile e contenuto letterario con le aspettative dell'editore? L'editore viene chiamato anche casa editrice, e io penso che la parola casa sia una parola importante che dice molto. A casa mia ci sono le mie regole e sono diverse da quelle che probabilmente ci sono a casa tua. Ci sono, no, la casa dove io chiedo alle persone di togliersi le scarpe quando entrano, e la casa dove io invece non ho problemi e mia nonna invece ti fa mettere le pattine che ha passato la cera. E tu ti ci adatti perché è la casa di quella persona lì. È esattamente un po' la stessa cosa. Ci sono tante case, ognuna ha le sue regole che bene o male sai, e non è una roba particolarmente da professionisti saperle, nel senso che se sei un lettore, vai in libreria e leggi Adelphi o leggi Iperborea, è abbastanza facile vedere quali sono le differenze, quali libri Iperborea scrive e quali no. A quel punto lì il tuo lavoro, prima di tutto da autore e poi da agente, se hai la doppia veste come abbiamo di solito noi, è cercare la casa che possa capire esattamente quello stile lì e ospitarlo. Poi ovviamente può capitare che l'editore ti faccia delle richieste, però sapete, proprio perché i libri sono un lavoro di squadra
E questo vale, ripeto, per tutti i libri che vedete, non solo per i nostri. Sono sempre un lavoro di squadra, anche se a volte non te lo dicono. Tu stai facendo un lavoro di squadra e nelle squadre ti devi anche fidare dei compagni di squadra. Per farvi un esempio, tu prima avevi il mio libro russo, ce l'hai ancora lì sotto mano? Posso chiederti? Quel libro lì, ecco, esatto, grazie, si intitola La sfolgorante luce di 2 stelle rosse. È un titolo che io detesto. Ho sempre trovato orribile. È lunghissimo e io faccio fatica a ricordarmelo. Però il titolista di Mondadori mi ha spiegato perché quel titolo lì, perché secondo lui era migliore di altri titoli, e abbiamo fatto diverse prove, diverse cose, e poi alla fine mi fido, perché se lui è il titolista di Mondadori saprà anche quello che fa. Il fatto che poi il libro sia andato molto bene vuol dire che probabilmente tanto torto non ce l'aveva. E non è che quello che penso io solo perché io quel libro lì l'ho scritto sia giusto, anzi, spesso e volentieri non è giusto, perché quando ci sei dentro magari hai una visione distorta e hai la soluzione a portata di mano e non la vedi. Quindi per me c'è anche un po' quel fattore lì. Ti cerchi la casa giusta e poi quando sei in quella casa lì cerchi anche di fidarti delle persone che ci abitano. Bene, vediamo se ci sono altre domande. Mi sembra di no. Beh, allora, se vogliamo, diciamo, avviarci alla chiusura, allora, intanto sicuramente ringrazio Davide per per questo pomeriggio insieme e ringrazio ancora Gianni perché ci ha dato questa possibilità. Se Gianni vuoi fare un saluto anche tu. Certo, io ringrazio tutte le persone che ci hanno ascoltato, sono stato onorato di avervi presentato Davide Morosinotto e tutta l'esperienza di Book on a Tree che trovo veramente molto bella da raccontare e anche da emulare, ecco, perché insieme hanno ottenuto e stanno ottenendo straordinari risultati, ma al di là naturalmente delle vendite, eccetera, ma anche della produzione, della qualità della produzione che riescono a esprimere nelle loro opere. Io credo, se posso dire soltanto una cosa su ciò che amano i ragazzi, la peggior cosa che possiamo dare ai ragazzi è una storia tiepida. Ecco, una storia che, insomma, tutto sommato, i ragazzi hanno bisogno di cose forti, loro cercano quello, hanno bisogno di misurarsi con delle storie forti. E credo che Book on a Tree e quindi tutto quel gruppo, compreso Davide, insomma, questa cosa l'hanno recepita e le loro storie veramente ti portano sempre in territori in cui ti devi sempre misurare e questa è la cosa che amano i ragazzi, è lì che dobbiamo puntare, secondo me. Grazie ancora a Davide, grazie a te e grazie a tutti quelli che hanno partecipato. C'è una domanda dell'ultimo secondo, Valeria. È importante far conoscere ai ragazzi come nasce un libro? Allora, è importante, non lo so. È una cosa che io faccio spesso e penso che sia interessante proprio perché una roba che secondo me in Italia facciamo molto bene e non è un complimento è di prendere i libri, metterli su uno scaffale in alto e dirgli ammirateli, ma non guardateli, non toccateli e lasciamoli lì a prendere la polvere. E mettiamo tanta distanza tra noi e la cultura, come se la cultura fosse una roba, no, da mettere sotto vetro. E secondo me invece raccontargli che non c'è una persona sola ma che sono tante, che c'è un lavoro di squadra dietro, raccontare tutte le figure che stanno sempre nell'ombra ma che in realtà hanno un ruolo importantissimo, è anche un modo di avvicinare. Io quando faccio i laboratori nelle scuole magari gli faccio vedere come lavoriamo io e i miei amici per inventare una storia nella fase di documentazione, di progettazione. Alla fine è un gioco e i ragazzi giocano anche loro e si divertono e poi magari il giorno dopo mi scrivono gli insegnanti, mi dicono in 3 in classe hanno cominciato a scrivere un libro e vuol dire che di colpo quella roba lì che fino al giorno prima per loro probabilmente era lontanissimo, impossibile, diventa una roba che sa che forse in fondo potrei provare a fare anch'io. Questa roba qui a me sembra sana, al di là del fatto che poi magari porti qualcosa oppure è solo il divertimento di una settimana. Ha comunque tolto un po' di polvere, quindi per me sì.
Allora, vediamo qualche altro commento, dopo ti lasciamo andare. No, figurati, io ho finito per oggi. Allora, Laura dice che è stato un vero piacere ascoltare questa bellissima testimonianza, ti ringrazia. Grazie. E Barbara invece appunto sottolinea il fatto che i ragazzi sentono quando in un libro non c'è sincerità, che è quello che appunto dicevi anche prima. E sono d'accordo. E, vabbè, prima di salutarvi però c'è un altro commento di Tina. Grazie Davide per il tuo prezioso lavoro. I miei alunni hanno amato il catalogo, non volevano smettere di ascoltare. Oh, grazie, salutameli allora. Da parte mia, salutameli tanto. E allora, prima appunto di salutarti e lasciarti andare, devo per forza ricordare i prossimi appuntamenti che abbiamo, quelli di questa settimana. Sono tutti e due appuntamenti sempre online. Allora, domani ci vediamo con Sonia Basilico, sempre alle 17, e con lei parleremo del fumetto, quindi l'analisi del linguaggio e della grammatica del fumetto per ragazzi. E poi invece sabato alle 10 Alice Bigli ci parlerà invece delle biblioteche inclusive e quindi di come diciamo, spiegare la diversità, come viene percepita dai bambini e dalle bambine e quindi anche come viene raccontata dalla letteratura per l'infanzia. Quindi altri 2 appuntamenti e poi ci rivediamo anche la prossima settimana. Abbiamo fatto un mese pieno di incontri. E allora ringrazio ancora Gianni e ringrazio ovviamente Davide, grazie mille. E, speriamo di poterti chiamare qui di persona magari più avanti. Volentieri, volentieri. Come sa Gianni, io a Castelfranco vengo sempre con le volentieri. scuole. Magari ci possiamo organizzare con Gianni così facciamo una cosa insieme ancora. Volentieri. Bene. Saluto anche tutti quelli che sono stati collegati con noi e ci diamo appuntamento a domani. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie, ciao.